per i tifosi bergamaschi. Calati, calati, calati. Arkadiusz Milik, Arkadiusz Milik, Arkadiusz Milik. E ve l'abbiamo buttata dentro all'85esimo. Oh, State calati? Non vi sento più. Non vi sento. Dove stanno i cori? Dove stanno i cori discriminatori? Vada cagata sotto, ne? Che si sospendeva partita, Allora, Atalanta 1, Napoli 2, grandissima vittoria azzurra, grandissima, sofferta ma grandissima vittoria, 3 punti che valgono oro. Grandissimo gol di Arkadiusz Milik all'85esimo. Intanto mi stava venendo la scolosa, ma c'è... Oh, perché sto... No, sto nervoso, capito? Sto nervoso. Intanto ragazzi, gol di Fabian Ruiz nei primissimi secondi, nei primissimi minuti, secondi, proprio centinaia di secondi, con assistenza di Lorenzo Insigne. L'Atalanta reagisce, si buttano davanti, come i falchi si buttano davanti, con sangue all'occhio si buttano davanti. Possesso palla, si gioca nella tre quarti napoletana. Niente, non riusciamo a dargli un colpo del KO con questi cazzo di contropiedi. Non riusciamo a dare il colpo del KO con questi cazzo di contropiedi. Passaggi sbagliati, passaggi filtranti intercettati, passaggi lunghi, troppo corti, troppo stuart. E niente, alla fine pareggia l'Atalanta con il gol dell'ex Duvan Zapata. Applauso per Duvan, grandissima prestazione. Avrà preso 500 palloni stasera, non lo so quanti passaggi avrà fatto. Grandissimo, grandissimo. C'è un pezzo in fronte, così, un pezzo in fronte c'ho. E niente, e poi la sbriga subito Milik con assistenza di, sentite un po', Mario Rui. Ma che partita ha fatto Mario Rui stasera, ragazzi? Io sono il primo che dico Mario Rui, porca non è da Napoli, ma stasera alzo le mani. Intanto il tramonto, Port do Sol, sta andando via, le tenebre stanno scendendo qui in Brasile, Curitiba. Buonasera a tutti, salve Waiu, hola amigos. Scusate, il saluto arriva solo alla fine. E niente, come stavo dicendo, grandissima partita di Mario Rui. Ma che partita ha fatto Mario Rui? Chiudeva tutte le diagonali. I capi, che ricci, i ginocchi, con l'anca, con il fianco. Grandissima prestazione. E i due compagni polacconi sono entrati nella ripresa dopo alcune prestazioni un po' incolore. Non nominiamo i non colorati. Dopo alcune prestazioni negative, Arkadiusz Milik la butta dentro. E devo dire che anche il compagno Zielinski ha fatto una bella partita, ragazzi. Il nostro capitano perdeva un po' di pallone al centrocampo, però comunque credo che abbia fatto una bella partita anche Marek Hamsik. Che dire, Koulibaly insuperabile. Alan non è stata una delle migliori partite, credo, soprattutto per i palloni non recuperati, ma per molti persi. Ma pure Caglion faceva delle stronzate, diciamo così. Ma è stata una partita grandissima. Il nostro tecnico Carlo Ancelotti, che ha praticamente durante il gioco ha guadagnato quanti votomodulo? Ogni cagna facevi girare, Caglion annanzi, Caglion rete, Caglion in laterale, Zielinski, Kamsic, passaggi qua, passaggi là, cambio di ruolo, Insigne che su, Mertens che su. Ragazzi, mamma mia, questo è calcio. Questo, tutto rispetto per il nostro amato Sarri, che era un po' cocciuto sul gioco. Chi se ne fa ogni gioco in modulo durante la partita, e così si mettono in difficoltà gli avversari, così.
Va bene, non mi voglio prolungare troppo. Grandissima partita, Juventus che va a 40 punti, Napoli che la segue a 32 e Inter che ha pareggiato ieri con la Roma a 2-2 rimane a 29. Ragazzi, che dire, dopo la vittoria di Champions arriva anche questa vittoria contro una delle bestie nere del Napoli, l'Atalanta. E niente ragazzi, forza Napoli. Penso che non ho dimenticato nulla delle stronzate che volevo dire. E niente, un abbraccio forte, sempre forza Napoli. Iscrivetevi al canale, date una testata al cellulare, se state usando il cellulare, se no la donata capate in due monitor, lasciate un like. Ci sentiamo al prossimo video. Ciao, forza Napoli.